La mafia è presente in Veneto, il 6-7% delle imprese è infatti infiltrato. Lo dicono i dati di Banca Italia, della direzione antimafia e dell'Università di Padova, il BO, nell'analisi presentata nei giorni scorsi in Consiglio regionale. I settori più esposti sono l'edilizia, il settore immobiliare e il commercio. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 13 marzo 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'infiltrazione e la presenza mafiosa a Nord-Est in Veneto. Lo dicono le sentenze, anche se non ancora tutte definitive, dalla camorra di Eraclea all''ndrangheta di Verona, ma lo documentano anche i numeri. Il 6-7% appunto di società di capitali, che corrisponde a circa 8.000 aziende, metà delle quali con sede nel nord Italia, sono legati in qualche modo a una persona coinvolta in un'inchiesta. Lo scrivono il sociologo Carlo Beraldo e il magistrato Vittorio Borraccetti nell'introduzione di Mafia a Nord-Est, il caso Veneto, numero monografico della rivista Esodo dedicato alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Insomma, come afferma Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, il Veneto non è terra di mafia, ma la mafia è presente in Veneto. Tanto che ad attestarlo sono i dati della Banca d'Italia, i riscontri della Direzione Investigativa Antimafia e le analisi dell'Università di Padova, riecheggiati a Palazzo Ferrofini durante la presentazione della pubblicazione. Questo è l'attacco dell'articolo di Angela Pederiva sul Gazzettino di oggi. Si parla di criminalità organizzata e di mafie in Veneto e si racconta la presentazione appunto di questa pubblicazione, una presentazione avvenuta in Consiglio regionale la scorsa settimana. Il sociologo Beraldo e l'ex procuratore Borraccetti hanno espresso fondamentalmente un concetto semplice eppure importante. Spesso l'opinione pubblica non lo sa, spesso non si parla di mafia in Veneto al di là dei casi di Eraclea e Verona, che sono in questi giorni, in questi mesi, vorrei dire anche in questi anni, presenti sulla stampa. Ma non si tratta soltanto di quei casi appunto che assumono la rilevanza mediatica. C'è un fenomeno più esteso: 8.000 le società di capitali attive in Veneto legate a persone sotto inchiesta per mafia, 29,6% la quota di imprese infiltrate dalla mafia che opera nell'edilizia, una quota elevatissima se ci pensiamo. 30,6% il tasso di aziende indebitate fra quelle dei servizi, acqua e rifiuti. Le aziende indebitate chiaramente sono più esposte al rischio di infiltrazioni mafiose. Insomma, una pubblicazione interessantissima, assolutamente da recuperare, quella della rivista Esodo e del numero monografico dedicato alle mafie a Nord-Est, il caso Veneto. Questo il titolo. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi per occuparci ancora una volta di siccità. Il cambiamento climatico e i suoi effetti nel Veneto, una terra martoriata tra l'altro dal consumo di suolo. La nostra regione, infatti, assieme alla Lombardia, detiene ogni anno il record e il primato per il consumo di suolo sia in assoluto che per quantità di suolo consumata ulteriormente negli ultimi 12 mesi. E allora, in questo contesto di cementificazione, la siccità produce danni ancora più gravi. Partiamo dal Gazzettino. Siccità in Veneto, Zaia: sono pronto a razionare l'acqua. Il presidente della regione annuncia infatti un'ordinanza e dice: siamo in grossa difficoltà. Come la scorsa estate non si potranno irrigare i giardini e lavare le auto, le fontane dovranno essere chiuse. Insomma, i contenuti dell'ordinanza pare saranno gli stessi dell'anno scorso. Viene da chiedersi se, oltre alle ordinanze e quindi alle azioni in regime di emergenza, non sia il caso di intervenire con altri provvedimenti, magari giocando d'anticipo, visto che i mesi che ci separano dall'estate sono ancora
più di uno. L'appello a Roma in ogni caso da parte della regione: finanziare un grande piano e bisogna pulire gli invasi alpini dai detriti. Vedremo se la destra che governa a Roma riuscirà a mettersi d'accordo con la destra che governa in Veneto. Intanto leggiamo i numeri che non hanno colore politico e sono forniti tra l'altro da ARPAV, l'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto. Insomma, a febbraio precipitazioni pressoché nulle, meno 96%, sono caduti 3 mm di pioggia contro la media storica dei 60, un dato impressionante. 307 mm di pioggia in Veneto da ottobre a febbraio, un calo del 31% rispetto alla media storica, più 2,6 l'aumento dei gradi centigradi registrato lo scorso febbraio, quindi è record caldo, temperature impazzite e pioggia completamente assente. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi, l'ora delle decisioni, il cambiamento climatico, si parla di razionamento dell'acqua. Zaia annuncia un'ordinanza a sua firma qualora, come sembra, presto non piova, usi civili preferiti anche rispetto agli agricoli. C'è la dichiarazione del presidente Zaia: stiamo studiando il problema e abbiamo in mente dei provvedimenti, intanto evitiamo qualsiasi spreco. Insomma, non molte anticipazioni a dire il vero, ma c'è qualcosa di più sui quotidiani del gruppo Gedi, perché si introduce un ulteriore tema, cioè quello della desalinizzazione dell'acqua di mare, una suggestione che potrebbe però diventare un'opportunità. E allora leggiamo il secondo articolo sui quotidiani del gruppo Gedi, firmato da Giovanni Cagnassi. La ricetta dell'ex sindaco di Jesolo: sfruttare il mare come in Israele. Davanti al progressivo impoverimento di corsi d'acqua e falde, sono i desalinizzatori gli strumenti che vengono visti ora come miracolosi per risolvere una crisi che si profila come permanente. La proposta è appunto dell'ex sindaco di Jesolo, ora consigliere comunale, Valerio Zoggia, che ha lanciato questa crociata per la desalinizzazione dell'acqua di mare, che certamente sulla costa veneziana, come nel resto della penisola, non manca. Ne abbiamo tante ed è necessario iniziare a pensare come utilizzarla, dice Zoggia. E questa proposta riflette le preoccupazioni del litorale, che appunto è in allarme per le esigenze dell'agricoltura, ma anche per l'estate con il turismo, naturalmente. E ad esempio Caribe Bay, il grande parco acquatico di Jesolo, si sta attrezzando con acqua salata nelle piscine per non sprecare l'acqua dolce. C'è troppa timidezza a livello europeo, secondo Zoggia. Davanti a questi problemi siamo tutti uguali. Naturalmente, se manca l'acqua, se c'è la siccità, a rimetterci in termini economici è prima di tutto l'agricoltura. E infatti quotidiani del gruppo Gedi, oggi c'è anche un articolo dedicato proprio a Coldiretti, primi 2 mesi dell'anno con 1,44 gradi in più al nord, in febbraio sul Veneto solo 3 mm di pioggia. L'analisi di Coldiretti sulle medie climatiche e delle precipitazioni in 2 secoli. I dati sono quelli che abbiamo sentito prima, ma naturalmente c'è la preoccupazione di Coldiretti per le coltivazioni. E giovedì saranno presentate le soluzioni per salvaguardare il prosecco. Torniamo un attimo sulle pagine del Gazzettino. Coldiretti: è caldo record, i campi sono in sofferenza. A lasciare il nord Italia secco, un 2023 che si classifica fino ad ora come il più bollente di sempre, con una temperatura di 1,44 gradi superiore alla media storica, ma l'anomalia riguarda l'intera penisola, dove la temperatura è stata superiore di 0,76 gradi nei primi 2 mesi dell'anno. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati ISAC CNR, che rileva le temperature in Italia dal 1800. Circa 300.000 le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenza siccità. La situazione più drammatica nel bacino della pianura padana. Per il riso le previsioni di semina prevedono un taglio di 8.000 ettari e risultano al minimo da 30 anni, pensate.
E di nuovo invece sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi c'è la storia di Giuseppe Boscolo Palo, 68 anni, di Chioggia, è un imprenditore agricolo, già direttore del mercato ortofrutticolo clodiense. Il clima sta cambiando e mette a dura prova le coltivazioni tipiche, serve più programmazione a tutela delle aziende. Tira una brutta aria, questo il titolo per il radicchio veneto, l'articolo di Edoardo Pittalis sulle pagine, del Gazzettino di oggi. L'Europa ci aveva avvertito 30 anni fa, dice Giuseppe Boscolo Palo, l'anello debole, ci avevano detto, sarebbe stato il produttore davanti alle grandi catene. Insomma, comunque un articolo che parla della crisi annunciata del radicchio veneto. Su questo voltiamo pagina, chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima riguarda una storia di carte bollate, un ricorso in materia di trasporto ferroviario. Allora leggiamo subito il titolo sul Gazzettino di oggi: ferrovie minori venete, il TAR stoppa l'appalto del servizio a Trenitalia. Di cosa si sta parlando? Delle linee ferroviarie Adria-Venezia, Rovigo-Verona e Rovigo-Chioggia, quelle linee ferroviarie del sud, diciamo, della regione, che dovevano passare da sistemi territoriali, una azienda interamente controllata proprio dalla Regione Veneto, a Trenitalia. Una decisione che era stata salutata anche con sollievo e interesse, speranza da parte di tutti i pendolari che utilizzano quelle linee, tra le peggiori e le più malservite di tutta la regione. Ecco, tuttavia, per vedere la nuova gestione Trenitalia bisognerà aspettare un po' di più, perché il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha accolto infatti il ricorso della società Arriva Italia Rail contro Infrastrutture Venete, sospendendo l'efficacia dell'aggiudicazione della gara europea per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in queste 3 linee. Insomma, è stato bloccato l'appalto, che era stato bandito da Infrastrutture Venete, sempre una società regionale, un iter iniziato nel settembre 2020 per un corrispettivo di 177 milioni di euro per 10 anni. La assessora De Berti commenta la notizia, dice: nessun punto del ricorso riguarda la gara, è una questione di accesso agli atti. Di tutt'altro avviso invece il consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello, che dichiara: non bastavano anni e anni di disservizi, di una gestione disastrosa fatta in autonomia, non bastavano neppure quei 20 milioni di euro di soldi dei veneti spesi direttamente per comprare nuovi treni per colpa dell'incapacità di ottenere finanziamenti statali. Adesso questa ciliegina sulla torta, con lo stop del TAR ad un affidamento che era stato presentato un mese fa, dopo gli annunci in pompa magna, il fallimento della regione continua. Insomma, una durissima reazione da parte del consigliere regionale di Chioggia, Jonathan Montanariello del Partito Democratico. L'ultima notizia di oggi invece la troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi, che raccontano la grande manifestazione che si è svolta ieri a Mestre. Centinaia in piazza Ferretto con Mediterranea per testimoniare vicinanza ai familiari delle 78 vittime della strage di Cutro e chiedere verità sul naufragio. Un messaggio molto forte dalla piazza, sintetizzato dalle parole nel titolo dei quotidiani del gruppo Gedi: prima si salvano le persone e poi si discute. Ecco, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.